Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Come potete ben vedere siamo nuovamente intrufolati nel nostro covo sassoso in compagnia del nostro Edward Van Helgen, che si ritrova proprio pronto a intraprendere una nuova avventura. Allora, prima di iniziare volevo appunto un po' descrivervi il nuovo ambiente familiare che è stato ridisegnato sotto le vostre direttive. Allora, mi avevate detto che la porta era un pochettino asimmetrica, quindi l'ho eliminata mettendo esclusivamente una porta singola con qualche decorazione qui e là, una bella panchina sulla destra, una diciamo colonna ionica del 200 a.C., qualche bella piantina che sicuramente verrà accompagnata da altre fioriere da queste parti, due lucernai per la notte, e potete vedere che ho rimosso la sezione del cancelletto. I tetti sono stati aggiunti, sono dei tetti a spiovente per delle mille piogge che arriveranno in questo deserto, per far fluire l'acqua in maniera tranquilla. Però diciamo che vista dall'esterno la casa può sembrare abbastanza interessante, già, può essere già qualcosa di un'opera architettonica per adesso soddisfacente. Allora, proviamo ragazzi a entrare dentro, vediamo quello che succede. Aspettate, ecco, devo un po' regolarmi ancora con i muri. Allora, vediamo di iniziare. Edward ha finito appena adesso il suo turno lavorativo, vediamo di andare. Che succede? Che succede? Non possiamo entrare? Attenzione, probabilmente c'è questo dannato cassettone che rompe un po' le scatole. Va bene, vediamo di metterlo da questa parte, così siamo più tranquillini. Andiamo, adesso possiamo riposare. Vediamo se ci riusciamo. Benissimo. Allora ragazzi, volevo appunto farvi notare una piccola novità. Intanto diamo un'occhiata al pianoforte che è stato appena adesso comprato. Adesso vedrete perché ci sono tante novità. Allora, innanzitutto questa casa sì è soddisfacente, l'ho costruita discretamente sotto varie direttive. Però il problema è che Stefania, ovvero la nostra moglie, non è appunto single come pensavamo, proprio perché sono andato nella sezione appunto di Stefania Lombardi, e dando un'occhiata alle relazioni notiamo Camilla e Michele che sono non i nipoti ma i figli. Quindi Camilla, che sembrerebbe davvero la sorella di Stefania, è invece sua figlia. È così grande che appunto credo che tra un paio di giorni diventi appunto adulta. Date un'occhiata. Ecco appunto il tuo sim è pronto per passare di età. Esegui le interazioni, soffia sulle candeline, esprime un desiderio, assaggia la glassa. Quindi pensate un po', stanno per diventare adulte, stanno per diventare adulti, perché anche il bambino è pronto per passare d'età. Quindi ragazzi, non sapevo nulla e abbiamo costruito una casa enorme appunto proprio per queste 4 persone. Allora, vediamo un po'. Quindi sono pronti probabilmente a passarsela, andare via dalla nostra unità familiare. Buongiorno, ormai mi sono sposato Serena, quando volevo io tu eri nei sogni dell'aldilà, dell'iperuranio, quindi ormai adesso te ne puoi andare, oppure mi lucidi la colonnina ionica. Allora, cosa dobbiamo fare per passare di età? Allora, così li trasferiamo in un'altra zona familiare. Segui le interazioni, soffia sulle candeline, esprime un desiderio, assaggia la glassa della torta di compleanno. Quindi dobbiamo comprare una torta di compleanno. Una torta di compleanno per costruire il nuovo futuro dei ragazzi. Torta compleanno, proviamo a scrivere compleanno. È una torta di compleanno. Dove la troviamo ragazzi una torta di compleanno? Vediamo un po'. Proviamo da questa parte. Allora, torta di compleanno, vediamo un po', deve essere forse nella sezione del cibo. Vediamo un po' altre decorazioni. Ragazzi, la torta di compleanno è una cosa sicuramente, cioè io mi ricordo che si acquistava torta. Non c'è la torta di compleanno. E come si fa ad avere la torta di compleanno? Vediamo un po'. Forse possiamo prepararla dal frigo. Vediamo un po'. La nostra Stefania è pronta. Cucina. Torta di compleanno, forse una torta bianca? Vediamo un po' se è vero. Intanto è un pochettino affamata, quindi prepariamo una torta anche un po' per tutti. Quindi ragazzi, c'è stato questo piccolo inconveniente che risolveremo in un futuro prossimo, certamente. Quindi intanto Edward non lascerà la carriera dell'ingegnere, perché me la sono pensata. È sicuramente la nostra aspirazione principale e il giardinaggio può essere qualcosa di secondario. Quindi evitiamo di lasciare la carriera in un momento così critico della nostra famiglia, dove abbiamo sicuramente bisogno di soldi. Allora, prepariamo la nostra bella torta. Ok, abbiamo raggiunto il livello di cucina. Mettiamola in forno. Il nostro piccolo Michelino, eccolo qui. Vediamo di ripulire tutto. Sarei proprio curioso di vedere appunto non le statistiche ma il passato, l'albero genealogico di questi sim, per capire un po'
che cosa è successo. Ecco, potete vedere che Lucia Serra ha perso la vita. Vediamo un po'. Appunto non si capisce bene appunto l'albero genealogico. Magari ragazzi c'è l'opzione e non me ne accorgo, come i lavori. Che c'è che mi chiami? La torta l'hai preparata? Dov'è la torta? Ah, eccola qua. Aggiungi le decorazioni. Ah, aggiungi le candeline. Perfetto, il bambino può aggiungere le candeline. Le candeline, perfetto. Grandioso. Vediamo di soffiare sulle candeline. Ovviamente lo farà la nostra Camilla, così se ne andrà per prima e si porterà il bambino a vivere in una casa. Vediamo un pochettino. Eccoci qua. E la nostra Camilla Lombardi sta diventando una giovane adulta. Certamente possiamo scegliere un tratto normale a caso, perché ragazzi non è un sim che mi interessa, diciamo è capitato solo per sbaglio. Mettiamola amicona, fatto. Ottimo lavoro. Canta, canta che ti fa bene. Vediamo un pochettino. Possiamo anche aggiungere delle candeline con il nostro Michele. E soffierà le candeline proprio. Anzi, assaggerà la glassa. Vediamo come l'assaggia. Eccola qua. E immediatamente diventerà un adolescente. Vediamo un po'. Eccolo pronto. Vediamo. Attenzione. Che cambiamento. Michele è passato d'età. Vediamo di scegliere un'aspirazione. Asso della pesca. No, non vogliamo fare Sanpei, bensì re della cucina. Ovviamente l'essenza del sapore accompagnerà il buon gustaio come grande chef a 5 stelle. Benissimo ragazzi, siete appena adesso arrivati al livello massimo della vostra vita. Siete adesso grandi abbastanza per vivere da soli. Quindi trasferisci l'unità familiare. Chiamiamo al cellulare il facchino per le valigie. Vai amico mio, con quel dito. Vai, vai, vai. Schiaccia in quella calcolatrice. Allora. Ragazzi, un pochettino un piccolo intoppo che dobbiamo risolvere. Allora, che cosa trasferiamo? Trasferiamo i ragazzi. Non c'è il contenitore delle famiglie? Vediamo un po'. Non è disponibile durante il trasferimento. Quindi io vorrei trasferire per esempio in questa zona. Facciamo finta in questo lotto. No, non l'unità Lombardi. Vorrei dividere appunto questi ragazzi. Vediamo un po'. Willow Creek. Tipo da questa parte possiamo trasferirli. Vendi mobili. Bene ragazzi, c'è stato un attimo di panico, non riuscivo a trasferire i due sim che non c'entravano con la nostra unità familiare in una casa a parte, ma adesso ci sono riuscito, come potete vedere ho trasferito gli altri due sim in una casa nell'altro quartiere e adesso possiamo continuare la nostra tranquilla vita con i nostri due sim prescelti dall'inizio. Allora, adesso analizzeremo con calma tutte le caratteristiche di Stefania, la nostra moglie, e capiremo come andare avanti. Abbiamo già anticipato che Edward non lascerà il suo lavoro e il giardinaggio lo tratterà come una semplice attività ricreativa in un momento magari di tensione. Allora Edward tranquillo, vediamo di ripulire tutto quello che c'è qui. La torta la gettiamo perché non mi piacciono le torte semi mangiate di 20 giorni fa, anche se luccica, quindi vediamo di gettarla. Ok. Vediamo di fare un pochettino di pulizia, anche asciugare un po' a terra. Allora, Stefania si è arrivata finalmente, molto fiduciosa, competenza culinaria, per bene. Andiamo da questa parte. Allora, vediamo cosa fare. Intanto prepariamo per cena un po' di maccheroni al formaggio. Le prepariamo anche ad Edward perché è un po' affamato. Quindi la nostra Stefania è, ragazzi, vediamo un po', ghiottona. Questo significa che sono dei sim che hanno una fame da lupi, hanno nello stomaco una specie di inceneritore. Qualsiasi cosa si butta dentro la inceneriscono, la distruggono, davvero, quindi è una donna sempre affamata. Allegra, sicuramente sono più felici di altri sim, ma è infantile e quindi guarderà canali per bambini, sarà una personcina. Che succede? Che succede? Continuiamo a cucinare. Scusami, non puoi prendere il bicchiere e lo sposti? Va bene, riprendiamo. Allora, ragazzi, il problema adesso è che abbiamo pochissimo spazio e abbiamo pochissimi soldi per ingrandire la nostra stanza. Allora, io intenderei intanto il pianoforte è importantissimo perché serve per la nostra Stefania e per la nostra moglie per fare carriera. Intanto butterei a terra questo muro. Vediamo se possiamo. 1, 2, 3, 4. Quanto stiamo guadagnando? Un po'. Allora, adesso io allargherei la casa di un paio di metri quadri, per esempio così.
Vediamo se può andare bene. E qua gli aggiungiamo poi, ragazzi, magari un po' di televisione, qualcosa del genere, per rendere anche la casa un po' più gradevole. Allora, via di qua. Vediamo di aggiungere con quello che possiamo il pavimento. Ok, vediamo un po'. Ops. Vediamo. Ah, giusto, non era il pavimento, era quel particolare strumento. Mi sembra che era questo. Vediamo se era qua. Sì, mi sembra di sì. Però vediamo se è questo. No, però lo dobbiamo spostare. Aspetta, spostiamolo qua. Ecco, mi sembra che era questo. Vediamo. Sì, infatti. Così. Allunghiamo un po' il muro, ragazzi. Così creeremo una zona ricreativa anche per la televisione. Cioè, potremmo fare qualsiasi cosa in questa stanza. Perfetto. Allora, per esempio, il tavolo lo possiamo lasciare qua, finalmente. Il pianoforte lo possiamo spedire in questa zona. Così. Perfetto. E in seguito potremo fare anche altre cose. Le sedie le possiamo eliminare per adesso. Risparmiamo soldi. Così. E in questa zona vedremo di aggiungere anche un diverso costruitore. Allora, puoi costruire un nuovo piano. Per esempio il secondo piano e il terzo. Parliamo un attimo delle scale. Allora, così cambiamo piano, ovviamente. E potremmo anche costruire, ragazzi, un piano di sopra. Ideale per il nostro pianoforte, per esempio. I $1000 non so se ci bastano. Quindi per adesso, ragazzi, il pianoforte lo lasciamo qui. Più avanti vedremo di costruire il piano di sopra e portare tutto su. Quindi intanto lasciamo perdere. Ecco, dobbiamo per forza costruire la porta per annullarla. Dovevo prendere la luce normanna e portarla da questa parte. Portare due luci, una di qua e una di qua. Assumiamo una colorazione diversa delle mura. Ok, vediamo un po'. Per esempio queste mura, vediamo di colorarle tutte uguali. Infatti il pianoforte non ci sta tanto, ragazzi, in questa stanza, perché è una stanza un po' da pranzo, dove ci stanno sicuramente i televisori, i divani. Quindi il pianoforte per adesso vediamo se possiamo metterlo nell'inventario di famiglia. Perfetto. Adesso costruiremo qualche altro muro. Ho sbagliato a comprare il pianoforte adesso, ma va bene, c'è sempre tempo per rimediare. Non l'abbiamo perso, l'abbiamo acquistato per dopo. Ecco, e qua aggiungerei tipo un po' di un bel televisore, per esempio qualche divano per creare suspense e atmosfera. Vediamo un po'. Mi viene un po' difficile trovare le cose. Vediamo se possiamo farlo. Ecco, per esempio, andiamo qui. Eccolo qua. Vediamo di trovare un bel divano. Perfetto. Vediamo di aggiungere un divano, per esempio, a 2 posti. Eccolo qua. Lo aggiungiamo di color nero, grigio scuro. Perfetto. E magari più avanti con i prossimi soldi cercheremo di ricoprire un po' questa stanza. Procediamo. Allora, abbiamo ingrandito un po' tutto. Adesso possiamo essere soddisfatti dei nostri acquisti. E col passare del tempo vedremo di aggiornare questa stanza. Allora, noi siamo molto fiduciosi. Io ti consiglio, amica mia, visto che sei all'interno di questa nuova tipologia di carriera, di raggiungere un altro livello di carisma, magari esercitandoti allo specchio. Quindi lo specchio, ragazzi, lo giriamo un pelino. Mi dispiace che sono successi appunto questi piccoli inconvenienti, però capitano ovviamente in ogni tipologia di gioco. Allora, Edward, che cosa stai facendo? Sei puzzolente come una puzzola sottoterra, quindi è meglio andare a farci una bella doccia e dopo, appena avremo i soldi per il nostro computer, vedremo un po' di migliorare le nostre capacità. Allora, ragazzi, questa sarà la stanza da pranzo, la televisione, poi metteremo delle scale qua, perfetto, che porteranno sopra allo studio di Edward e altre, magari, altri luoghi, camere da letto, tavoli da ping pong, altri argomenti, altre attività. Ok, vediamo un po'. Ci stiamo lavando alla grande. Purtroppo non ho messo ancora finestre, ragazzi, ve l'ho detto, i soldi sono questi. Dobbiamo arrivare, mi sembra, al 4° livello di programmazione. Quindi, vediamo un po' se possiamo farcela. Purtroppo il computer non possiamo prenderlo, però visto che adesso questa stanza è vuota, possiamo vendere un letto, perfetto. Anzi, venderne 2, levare una luce, la stanza la lasciamo per adesso vuota, e portare per adesso un po' di innovazione. Per esempio, possiamo comprare un bel... dov'era? Possiamo comprare un bel tavolino per dedicarci immediatamente alle nostre attività. Quindi per esempio lo mettiamo qui. Gli aggiungiamo anche qualche bella sedia da ufficio, da scrivania, in marroncino. Anzi no, marroncino, mettiamola nera.
Perfetto, e aggiungiamo anche un bel computer. Computer da tavolo, potete vedere affidabilità maggiore, sicuramente il divertimento è maggiore, comicità, scrittura, videogioco. Ma visto che io non voglio buttare soldi, comprerei questo. Ok, gli altri soldi ce li risparmiamo per qualche altra cosa. Perfetto, allora Edward, ti fai la tua bella doccetta e appena finisci vedi di aumentare il livello di programmazione. Esercitati un po'. Quindi ragazzi, avevo nutrito un po' la passione per il giardinaggio, ma visto e considerato che lavori non ce ne sono tanti per adesso, e visto e considerato che dobbiamo arricchire la nostra casa, è meglio mantenere il lavoro che abbiamo. Il giardinaggio l'abbiamo migliorato, sarà sempre utile perché sicuramente saper lavorare con le piante è qualcosa di interessante, perché ci può aiutare a non rimanere morti di fame, quindi possiamo anche crearci un nostro orto. Ok, continua ad esercitarti, intanto prepara la cena, vedi un po' di ripulire tutto. Raggiunto il quarto livello di programmazione, quindi adesso ti fai una bella giocatina a SimCity. Sport incredibili. Bene, allora, basta parlare con lo specchio che sembriamo dei matti. Ok, ripuliamo un po' tutto. Perfetto. Ripuliamo anche questo. Aspettate, allora tu non devi fare quello che ti dice la testa, devi ascoltare me. Quindi ripulisci un po' tutto. Perfetto. E vedi di preparare per cena un po' di vediamo un po' di tacos col pesce in formato ovviamente famiglia. Vai, vedi un po' di prepararli mentre il nostro Edward si sta un po' divertendo al computer. Siamo arrivati quasi al livello massimo. 5 abilità nei videogiochi. Visto che ci siamo, ci mangiamo un po' di tacos. Perfetto, li mettiamo in frigo e dopo ragazzi dritti a letto, dritti a letto. Spariamo noi alla grande, abbiamo un cannone appunto nel posteriore. Mamma mia. Bene. Allora, come sta andando il lavoro? Intanto abbiamo qui un vetrino con pianta per analisi al microscopio. Allora, siamo arrivati al massimo, credo che prenderemo ragazzi una bella promozione. Quindi lasciamo perdere il computer. Bene. Allora, con questi soldi io azzarderei a qualcosa di diverso. Visto che sta arrivando un bambino, meglio comprare qualcosa, come per esempio mobili per bambini. Abbiamo la culla di Vimini, libreria del bambino. La culla di Vimini la possiamo mettere nella stanza dei genitori per adesso, così appena si sveglia il bambino abbiamo subito tutto pronto. Questa sarà la futura stanza del bambino. Io ho deciso che il bambino diventerà un bel musicista. Intanto qui aggiungerei un po' di televisione. Eccola qua. Vediamo cosa c'è. Oddio, TV c'ero e ho visto tutto. Sì, la televisione che non esisteva neanche il telecomando. Guardate un po'. E addirittura bisognava cambiare canale cliccando nel televisore. Oddio, non abbiamo neanche i soldi per comprare un televisore decente. Vediamo un po'. Mi sa che non c'è altro. Va bene, io intanto compro un tavolino per arricchire un po' tutto. Compriamo anche un bel tappetone. Eccolo qua. Questo già può essere più adatto. Perfetto. Gli aggiungiamo sopra anche qualche bella piantina. Più che altro, eccola qua. Vediamo di aggiungere qualche serra di piante di ficus alla Fantozzi. Ok. E procediamo. Ed eccoci qua. Come volevasi dimostrare, in dolce attesa ci sarà un nuovo arrivo nell'unità familiare. Benissimo. Allora ragazzi, adesso sicuramente non potrà lavorare la nostra moglie. Edward è pronto per andare a letto. Ok. Dov'è lei? Eccola qua. È in stato interessante e quindi è meglio fare quello che vuole. Vediamo di farla ammirare allo specchio. Benissimo. E dopo fatti una bella doccia, anzi un bel bagno con schiuma. Così sei a posto. Ammirati alla grande, sei bellissima. Perfetto. Fatti questo bel bagno, ok. Non so ragazzi, i piatti stanno luccicando, Eccoli qua. Ripuliamoli. Tanto come fa a entrare qua la luce? Mi sa che mi sono dimenticato il tetto, Attenzione ragazzi. Vediamo se è vero, non è che siamo stati tutta la notte alla... Eccoci qua, lo sapevo. Allora andiamo nella sezione delle costruzioni. Mettiamo un po' di tetti, ecco qua, innovativi. Andiamo nella sezione del tetto. Eccolo qua. Allora mettiamo sempre il solito tetto che ho scelto anche per prima. Eccolo qua, così ricopriamo un po' tutto in maniera omogenea. Perfetto, la casa è un po' pessima ragazzi a livello di conformazione. Però ragazzi fatemi sapere la vostra opinione, magari cambio qualcosa. Io ho questa vena artistica, sono molto razionale, non ci posso fare niente. Però me la sto cavando meglio che posso. Allora
Vediamo di procedere. Intanto accendiamo un po' l'aria condizionata che si squaglia. Eccoci qui. Allora, io direi, Sim Allegri, visto che tu per adesso sei a casa e non sai cosa fare, noi abbiamo bisogno di soldi, perché non impari a scrivere? Esercitati a scrivere, diventerai una grande scrittrice secondo me. Tu hai dei punti, per esempio qui, vediamo un po', hai dei punti, vediamo un po' dove erano. Hai 125 punti, non puoi fare granché. Però io dico che se ti metti davvero riesci ad arrivare a un risultato. Perché non impari un po' a scrivere? Così riesci a farci guadagnare dei soldi dall'esterno. Edward pronto a spaccarsi la schiena. Eccolo qua. Siamo arrivati al livello di programmazione necessario. Intanto col giardinaggio ci siamo. Addirittura Edward pronto a... Che stiamo diventando già anziani. Vediamo un po'. Ah, pronti a diventare adulti. Ah, mi sembrava. Anziani. Dobbiamo avere già l'erede, ragazzi. Anzi, forse più di un erede. Speriamo di avere anzi un parto gemellare. Dove va Edward? Ah, al lavoro, di già.